Qui è la zona della chiesa, quella tenda dietro di noi è la chiesa, vedete anche il camion che sta caricando le sedie. È su questa spianata di terra rossa, nella periferia di Harare, che Mattia e Arica vorrebbero veder sorgere la chiesa per la comunità pentecostale dello Zimbabwe che hanno progettato nella loro tesi di laurea. Uno scritto a 4 mani con il quale si sono laureati in ingegneria edile alla Scuola Politecnica di Genova lo scorso marzo. Gli intrecci della loro storia nascono da un contatto con la Chiesa Battista di Genova e con il progetto di adozione a distanza che li ha messi in contatto con Lance, che vive nella capitale dello Zimbabwe. Lance fa parte di questa chiesa pentecostale in Zimbabwe e lui ci ha chiesto, visto che ha scoperto dei nostri studi in ingegneria, se volevamo dargli una mano a costruire questa chiesa pentecostale. Mattia e Arica visitano lo Zimbabwe, studiano il terreno e incontrano la realtà pentecostale. Di qui parte un attento studio sulle caratteristiche di una chiesa ben diversa da quella cattolica. Abbiamo optato per una chiesa a pianta circolare proprio per cercare di avere questo senso di comunità e di unione che il culto pentecostale ha. Il loro percorso di studi prende una svolta e l'Università di Genova viene coinvolta nella loro idea di tesi dedicata al bisogno di qualcun altro. Attualmente, infatti, la comunità pentecostale si riunisce in una tenda. È sottoposta alle intemperie, come nella stagione delle piogge non c'è un vero e proprio riparo, o durante l'estate, che c'è molto caldo, è quasi insopportabile. L'altro legame forte di questa avventura è la storia d'amore tra i due giovani. Tra Mattia, che è cattolico, e Arica, battista, nata nella chiesa evangelica, non ci sono ostacoli. Ho avuto la fortuna di nascere e di crescere in una famiglia cattolica, credente, che però non mi ha mai imposto nulla. Non ho mai avuto difficoltà nell'accettare e nel condividere alcune idee che naturalmente sono un po' diverse. In attesa che il sogno si compia, una cosa è certa: lo Zimbabwe e la sua gente, così forte nella sua spiritualità e nel suo senso di appartenenza, sono entrati nella testa e nel cuore dei due giovani, quello spirito africano che è il sottotitolo della loro tesi.